15ª puntata della Zanzega, sono molto contento, caro Ivo, benvenuto. Grazie, benvenuto anche a te. Vedo che anche questa settimana c'è l'invasione gallica in studio, perfetto, perché per chi non lo sapesse, Ivo e Mirko, benvenuto, sono fratelli. Allora, oggi parliamo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché sono 2 o 3 anni che approfondisco in tutti i modi queste faccende, perché parliamo di Piave, di fiumi, ovviamente di Veneto, perché il Piave è un fiume che nasce e muore in Veneto, il parto e il concepimento avvengono nella stessa regione. E poi io lo definisco forse il fiume più importante del mondo perché fondamentalmente unisce le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, e la laguna più importante e bella del mondo che è la laguna di Venezia. Questo è il tema, diciamo, che lega i nostri ospiti di quest'oggi. Allora io ti ho già presentato, siamo arrivati alla 15ª puntata, chi l'avrebbe mai detto? Esatto, e soprattutto l'audience sta salendo sempre di più, di puntata manetta in puntata. Merito della tua grande capacità istrionica, Ivo. No, è tutto merito tuo, sì. Leni, è tutto merito tuo. Allora, scherzi a parte, credo che la cosa interessi molto tante persone perché hanno un modo di approfondire alcune cose, no? Senza dover andare in Thailandia in vacanza, diamo alcuni suggerimenti che sono a portata di tutti. Abbiamo anche uno chef ospite, che è uno chef, un caro amico, Andrea Vecchiato del ristorante La Tavernetta, il quale ha sopra il banco qualcosa di inquietante a vederla così, insomma, però non capisco se sono degli squali o dei pesci siluro. Poi comunque ci spiegherà Andrea cosa preparerà per noi quest'oggi, perché appunto il tema è il fiume. Andrea ha pescato, non so se tu di persona o qualche tuo amico, ieri sera, questa mattina, poi Non io di persona, comunque i pescatori di una volta. Ancora vivi però? Sicuro. E ci hai portato dei lucci, lo posso dire. Ho portato dei lucci e dei gamberi di fiume. E poi ci spiegherai come si Vi prepara. faccio vedere alcune ricette con questi piatti. Perfetto. Allora, cominciamo a presentare gli ospiti a questo tavolo, il tavolo della Zanzega, quindi è un tavolo di festa fondamentalmente in cui si uniscono maestranze, tra virgolette, e capacità diverse per trovare un punto d'incontro che è il nostro obiettivo finale, no? Mettere questa frasca e arrivare alla fine della trasmissione, quindi raggiungere il tetto, questa è la nostra Zanzega. Io parto dalla mia sinistra, abbiamo un avvocato con noi, Alberto, benvenuto. Grazie mille dell'invito. Tu ti occupi un po' anche di queste cose legate all'ambiente, no? Sì, sono appassionato di natura, di ambiente, collaboro con Lega Ambiente, mi interesso di diritto ambientale e ho affrontato il problema del Piave, della Golena e della Foce e poi insomma entreremo nel dettaglio. Anche Mirko in qualche maniera si occupa di queste dinamiche talvolta problematiche, perché tu rappresenti un consorzio, si può definire così, che accomuna i paesi rivieraschi al fiume, il BIM. Grazie dell'invito, io sono vicepresidente del BIM, Bacino Imbrifero Montano, e oggi cercherò di portare a conoscenza tutti su quello che è successo in questi giorni e in questi anni nel litorale di Jesolo. Benissimo, abbiamo Marco, anche tu ti occupi di, le chiamo problematiche, ma forse il termine non è corretto, e quindi i tuoi progetti si occupano proprio di fiume in qualche maniera, no? Sì, sono anni che lavoriamo un po' su tutti i fiumi d'Italia e non solo d'Italia, in particolare sul Piave abbiamo fatto diversi progetti, collaboriamo col BIM, di cui coordiniamo diversi progetti che stasera magari andiamo a presentare, e comunque appunto parliamo sia di problematica ma soprattutto di risorsa. Perfetto. Alla mia sinistra Paola Tomè, non so bene come definirti, nel sottopancia della messa in onda c'è scritto ricercatrice Università Oxford. Tra un po'. Tra qualche mese. Cosa è successo in questi ultimi mesi, Paola, giusto per far capire di cosa ti occupi? Allora io premetto, e anche perché li saluto caramente, che sono anzitutto professoressa di latino e greco al liceo Montale, Eugenio Montale San Donato di Piave, per cui anzitutto saluto i miei ragazzi che aspettano poi ovviamente di vedermi della prima B e della seconda A. Questa è la mia prima, diciamo, vocazione. Io sono laureata in lettere classiche, il mio percorso si è ricongiunto allo studio tardivamente, sono dottore di ricerca in filologia classico medievale a Ca' Foscari, cultore della materia in letteratura latina medievale a Ca' Foscari, vincitrice di alcune prestigiose borse di studio, una finanziata dalla Mellon Foundation, Andrew Mellon Foundation a Oxford quest'estate, e poi adesso ho vinto questa prestigiosa borsa di ricerca internazionale, la Marie Curie, una Intra-European Fellowship, che mi porterà per 2 anni
a lavorare a Oxford su un progetto che non ha molto a che vedere con il Piave, indirettamente, poi spiegherò come mai e poi sei ne qua. parleremo. Quindi voglio dire, una persona che ha letto qualche libro, Paola, ha passato qualche ora della sua vita sulla scrivania, sullo scrittoio, però hai fatto... E vivo a Civitas Nova Erachiana, esatto, come del resto, devo dire, il nostro buon Andrea. Infatti Paola, avendo fatto degli studi ovviamente di ricerca classica anche sulle terre che tu abiti e vivi... Mi occuperò oggi, parlerò con voi, chiacchiererò con voi del parto, cioè del Piave, cioè dell'ultimo tratto del fiume, quello dove viviamo noi, dove vivo io, insomma. Abbiamo alla mia destra, cari amici della Zanzega, Monia. Monia, ci siamo conosciuti alla fiera di Longarone. Esatto. Era in atto la Dolomiti Expo e tu portavi proprio a conoscenza dei visitatori quella che è un po' la tua attività legata ai musei etnografici. Infatti ti ringrazio del tuo folle invito di volerci incontrare un'altra volta. Mi occupo in effetti della rete museale Piave Maen, nata da un paio d'anni, che raccoglie e coordina dei musei già esistenti sul territorio, di cui magari diremo due cosucce dopo. Assolutamente, perché io poi ho avuto modo di visitare un paio di questi musei. Credo sia, secondo me, necessario farne sempre di più promozione, perché si vedono delle cose sparite nel tempo, dimenticate, ma che hanno una storia incredibile. Tanto che Andrea è uno dei rappresentanti di questa millenaria, mi viene quasi a dire, tradizione professionale, che era centenaria. Sì, si è iniziato, diciamo, anche prima della Serenissima, presumo. Diciamo che è iniziata con la Serenissima. Io sono Andrea Losso, ti ringrazio dell'invito anche a nome della nostra associazione. Sono il presidente, in realtà in lingua veneta sarebbe Castaldo, che in questo caso vuol dire presidente e non un operatore della terra, dell'associazione Famiglia dei Zater e Menaras della Piave. È un'associazione che da 30 anni circa è nata in un piccolo paese della provincia di Belluno, che è Codissago, si occupa della valorizzazione e del recupero della figura storica dello zattiere, cioè quella figura che è cardine, secondo me, nella fluitazione verso Venezia del legname che era indispensabile per la Serenissima, ovviamente. Quindi nata intorno al 1500, garantiva, solo per darvi un primo dato, il trasporto di oltre 300.000 tronchi all'anno verso Venezia, dai boschi del Bellunese soprattutto, ed anche un po' del Trevigiano, portando a Venezia circa 3.000 zattere all'anno. Un numero impressionante. Quindi uno che abitava in un paese di Virasco vedeva transitare questi mezzi, no? Il Piave era in realtà l'autostrada dell'epoca, era l'unica via di comunicazione agevole, perché le strade ovviamente non erano altrettanto agevoli, e la zattera era il tir, il mezzo dell'epoca, che caricava non solo legname, ma come magari ci dirà Monia poi, anche tante altre cose, insomma. Certo. Giovanni è un altro rappresentante di questa associazione. Sì, io ringrazio dell'invito e anch'io sono un Castaldo e siamo in due. Voi direte, due presidenti. Due Castaldi, perché? Perché lo statuto degli zattieri firmato nel 1492 da Doge Barrigo assieme agli zattieri, quando quel giorno partiva Cristoforo Colombo da Porto Palo per andare in America, gli zattieri firmarono lo statuto. E che prevedeva due figure, perché voi direte? Perché il mestiere era pericoloso. E allora, quindi se uno finiva in acqua, adesso la banalizzo. I due Castaldi avevano gli stessi poteri decisionali, sicché in mancanza di uno interveniva l'altro, tanto è vero che il mestiere era un mestiere molto ma molto pericoloso. Molto pericoloso, molto faticoso, perché c'era anche poi lunghe tratte da fare a piedi e quant'altro, poi ce lo racconterete nel dettaglio. Tanto che io appunto, insieme al mio caro amico Francesco, che saluto, abbiamo cercato di ripercorrere la strada a piedi degli zattieri, abbiamo creato questo progetto che si chiama appunto Perdi Piave, per perdersi e ritrovarsi lungo il fiume. Poi ne vedremo qualche pezzo e così capirete meglio di cosa stavo parlando. Abbiamo con noi Domenico, tu rappresenti la Confcommercio di Mogliano, però sì, tu sei un enologo, a me interessa proprio il tuo lavoro di enologo. Sì, io sono Domenico Santri, sono enologo di professione, rappresento anche la Confcommercio Treviso e sono qui per parlare di vino. Esatto. Mi avete presentato per ultimo, quindi diciamo dulcis in fundo, esatto, perché parliamo di cose più
legati ai sapori, legati ai gusti del nostro territorio, del Piave in particolare. Infatti poi ne parleremo più approfonditamente, c'è un vino autoctono proprio del Piave che è il Raboso, poi ci sono diversi vini, esatto, di cui principalmente il re dei vini autoctoni del Piave è senza dubbio il Raboso. Il Raboso ha una storia affascinante, ne percorreremo un po' i tratti più salienti e più importanti, e però credo che siano interessanti ugualmente. Allora, prima di fare una pausa ricordo a tutti che questa è una novità di cui forse non ero al corrente perché è nata questa mattina, probabilmente fra un mese circa ci sarà una pubblicazione che si chiama Zanzega e raccoglierà proprio tutte le cose più interessanti dette in questa trasmissione e alla fine un piccolo ricettario che gli chef ospiti daranno questa disponibilità. Quindi. Molto interessante. Se vuoi mettere anche uno spartito musicale, potrebbe starci. Gli accordi, come il canzoniere all'oratorio. Va bene, detto questo, la Zanzega torna fra poco, ricordatevi che siamo presenti anche su Facebook. A fra poco! Eccoci rientrati alla Zanzega. Allora, il Piave, io ho anche in mano un bellissimo libro, una bellissima pubblicazione dove veramente si entra in questo mondo meraviglioso dal basso corso fino ovviamente al Monte Peralba con tutte le storie di Genti, tra cui ci sono ovviamente la storia degli Zattieri, degli Scalpellini e tutti i lavori legati a questa meravigliosa terra che costeggia questo fiume importantissimo, non solo per i motivi storici legati alla Grande Guerra, ma per tutto quello che porta con sé. Allora Paola, a un certo punto c'è il parto di questo fiume, no? Sì. E arriva alla fine del suo corso. Arriva alla fine del suo corso e ci arriva ovviamente come noi lo vediamo adesso, ma come forse non era tanti anni fa. Tutto questo territorio di cui noi adesso parliamo, stiamo parlando del corso, della parte terminale, insomma l'ultima parte del corso del Piave, è un territorio che è stato sottoposto a tante modificazioni perché è stato sottoposto all'azione del mare, dei fiumi, del bradisismo, quindi l'abbassamento del terreno e anche ovviamente all'intervento e soprattutto all'intervento dell'uomo. Io mi occuperò ovviamente parlerò soprattutto del territorio compreso tra il Piave, il Livenza e il tracciato dell'Annea, che è un settore che è stato molto importante sin dall'antichità, proprio perché... Stiamo vedendo anche delle cartine. Esattamente, ecco, quello per esempio si vede la lacuna di Venezia con le sue 3 bocche, quello che vedete adesso è una ricostruzione del ponte romano di Ceggia, un ponte sull'Annea. Ecco, in età storica questo territorio aveva ovviamente, quelle sono delle valli da pesca, aveva una struttura alluvionale ed era sottoposto anche a notevoli trasgressioni marine. I latini, ancora voglio dire, penso ovviamente a Plinio, anzitutto alla Naturalis Historia, ma anche a Strabone, ma soprattutto Plinio il Vecchio, che si è molto occupato anche di queste nostre zone, lo definiscono come un unico comprensorio fluviale. In realtà per loro era un unico bacino idrografico, quello del Piave e della Livenza. Quindi non era ancora stato arginato? No, ed era caratterizzato soprattutto dalla coesistenza tra paludi dolci e paludi salmastre. Lì prima sono scorse delle immagini da cui si poteva vedere come doveva essere questo territorio, completamente diverso da com'è adesso, dopo che fu ovviamente creato il grande lago della Piave da parte dei veneziani alla fine del 1600. Ma all'epoca era una facies ambientale molto varia e potremmo paragonarla un pochino, per chi di noi ama d'estate andarci a fare delle escursioni in bicicletta o delle passeggiate, a quello che adesso si vede nella nostra Brussa, no? E quindi barene, velme, isolotti, paludi dolci, paludi salmastre, un ambiente che gli antichi, Cassiodoro ma anche Vitruvio, definivano estremamente salubre, erano delle paludi dove l'aria era particolarmente favorevole. Tanto da permettere poi la nascita di una città importante. Non solo di una città importante, ma i romani ebbero sempre una grandissima cura di questo territorio perché di qui passava l'Annea, una via che collegava appunto Aquileia e Adria, ma era una strada che era vitale perché Aquileia era uno dei porti fondamentali dell'impero e quindi
voi potete capire quanta cura i romani avessero non solo dei canali e della navigazione interna endolagunare, ma anche delle strade che venivano manutenute. Il fatto che i romani avessero comunque costruito in questi territori l'Annia ci testimonia che all'epoca qui paludi non erano. C'era certamente un territorio anfibio che rendeva particolarmente difficile la gestione, diciamo, anche delle comunicazioni, che erano però vitali e preziose. L'atteggiamento che i romani hanno mantenuto nei confronti di questo territorio, parlo ovviamente dell'area sud di Oderzo, è un atteggiamento molto rispettoso di un territorio particolare, delicato e che andava gestito bene, no? Quindi la centuriazione non viene fatta secondo le tradizionali assi geografici, la centuriazione viene fatta proprio geograficamente rispettando quelli che erano gli assi dei fiumi che correvano ovviamente verso il mare, si tengono proprio a riferimento i fiumi e lungo i fiumi correvano anche poi alcune delle strade interne. La strada Annia invece correva ovviamente parallelamente, ma soprattutto parallelamente all'Annia correva questa fossa Popigliola, che era questo canale litoraneo che raccoglieva l'indotto che proveniva dai fiumi e che faceva da vettore per mantenere asciutto il territorio che c'era alle spalle. I cordoni ovviamente dunosi litoranei favorivano in questo senso. Completamente diversa sarà necessariamente la logica di Venezia, che ha invece bisogno, che poi vi spiegherò. Invece nella parte alta del corso del fiume, di questo fiume importante, c'è una serie di musei, che proprio portano in auge, diciamo, quelli che sono antichi mestieri, ma c'è molto di più, insomma. Monia. Esatto, c'è quello che effettivamente era il territorio dell'Alto Piave. Abbiamo sentito parlare di strada, voglio parlare anch'io di una strada effettivamente che percorreva il Piave dalla foce alla sorgente, era la vecchia strada d'Alemagna, la strada regia, per cui abbiamo una strutturazione del territorio tanto longitudinale quanto verso l'alto, per cui diventa interessante anche il rapporto tra le due realtà. La Piave era il collettore di tutte quelle che erano le tradizioni territoriali legate alle materie prime. Pensiamo al legno, pensiamo alle risorse minerali, le miniere, la pietra. Abbiamo tutta una varietà di realtà museali, etnografiche soprattutto, che vanno a sondare queste tradizioni. Abbiamo vicino alla Piave, quello più vicino al museo è quello degli Zattieri, di Codissago, rappresentati in questo caso dai nostri Castaldi. Esatto, dai Castaldi. Effettivamente ci spiegheranno i Castaldi cosa si trova, quindi io non vi tolgo spazio e mi dedico agli altri. Abbiamo il museo del Cidolo e del Legname di Perarolo, che si collega strettamente, direi, al vostro museo, in quanto le zattere venivano assemblate a Perarolo. Il cidolo non era altro che quella struttura, una specie di diga, una rostra che raccoglieva il legname in fluitazione dall'Alto Piave, per cui lì si accatastava il legname, poi attraverso la menada, ce n'erano due in realtà, la menada grande e la menada piccola, veniva fatto fluitare verso la laguna, in fluitazione libera ma soprattutto assemblato in zattere. Infatti molti pensano che le zattere siano solo dei sistemi di navigazione del fiume per trasportare, di trasporto, invece. In realtà era il legno trasportato attraverso le zattere e queste erano soprattutto delle chiatte dove venivano poi anche assemblate o caricate altri materiali che potevano essere i chiodi. Sempre provenienti quindi dalla parte alta. Dalla parte alta ovviamente, i chiodi dalla Val di Zoldo e abbiamo il Museo del Ferro e del Chiodo di Forno di Zoldo. La pece, fondamentale per Venezia, perché con la pece di Zoppè dell'Alto Cadorino si impermeabilizzavano le gondole e abbiamo il Museo del Poiat a Zoppè di Cadore. Poi abbiamo il Museo degli Usi e dei Costumi della Valle di Goima, dove è interessante vedere che c'è ancora conservato in museo una pianta di guado, che altro non era che quella pianta che serviva a tinteggiare naturalmente di blu i tessuti proprio a Venezia. Moltissima immigrazione da parte dello Zoldano, dello Zoldo Alto, è arrivata a Venezia come tintori. Abbiamo poi il Museo del Vajont, che va effettivamente a sondare l'altra faccia dell'acqua e della Piave, anche se in realtà non coinvolge la Piave, però l'ha coinvolta come conseguenze. Certo. Pensiamo. Nel territorio è presente anche il Museo degli Scalpellini,
non dimentichiamolo, grandissimi artigiani che lavoravano le pietre soprattutto di Castellavazzo. E nuova apertura relativa all'anno scorso è l'Expo archeologica proprio a Castellavazzo, dove abbiamo raccolto, grazie al contributo e al sostegno della Soprintendenza dei Beni Archeologici, tutti quei reperti trovati a Castellavazzo, proprio per documentare una vita sul fiume Piave, prima pre-romana, romana e poi tardo medievale. Benissimo, io mi alzo un secondo perché volevo anche fare un piccolo inciso con il buon Andrea Vecchiato. Allora, Andrea è un cuoco molto conosciuto perché tu hai portato la cucina veneta in giro per il mondo anche, no? Esattamente. Allora, c'è qualcosa che si muove qui sopra? Abbiamo sentito parlare di grandi tradizioni di una volta, io ho riportato qui dei pesci fondamentalmente che non sono in uso nella ristorazione, però si comincia adesso a avere un ritorno alla tradizione di una volta. Io vivendo a Cittànova, un paesino lungo il fiume Brian, che non è stato citato oggi, però... dove tra l'altro abita anche Paola, perché siete vicini di casa. Siamo vicini di casa. Ecco, propongo del luccio, pescato questa notte da alcuni pescatori che sono rimasti per passione, esatto, e dei gamberi di fiume, che questo ci dimostra che i nostri fiumi non sono inquinati come tutti sostengono, ma sono abbastanza puliti, in cui questo tipo di gambero era sparito dalla circolazione, insomma. Poi ne parleremo dei gamberi perché abbiamo anche un piccolo intervento, un servizio realizzato proprio alla chiesa di San Giorgio di San Polo di Piave, dove c'è un'ultima cena con i gamberi di fiume, una delle più importanti, meglio conservate, perché appunto era in uso nel giorno di festa mangiare i gamberi che si trovavano sulle grave dei fiumi. Tu Paola sapevi che a 10 metri da casa tua si possono trovare i gamberi di fiume? No. Ce li ha portati qua perché li ha presi proprio un pescatore di Cittànova. E quindi ci sono ancora, non sono, io pensavo, ti ho chiesto subito, ma sono americani, no, sono autoctoni. Questi sono pescati qua. Quindi è un gambero che cresce, vive proprio nell'acqua dolce. Nell'acqua dolce, sì. Benissimo, Andrea Vecchiato, eccolo qua, grazie di essere venuto. Ivo, cosa te ne sembra di un po'? Abbiamo fatto una spolverata iniziale. Vabbè, ma all'inizio a me pareva di essere tornato al liceo perché, no, veramente è molto interessante sentire come spiega anche. Mi interessava più che altro il Lucio, Lucio Dalla o Lucio Battisti? Lucio normale. Ah, ok. Anche perché c'è detto anche il pesce cane o lo squalo di fiume, giusto? D'acqua dolce. Perché infatti là si vede che la faccia un po', la faccia, cioè proprio possiamo chiamarla la faccia da cattivo. C'è la faccia da cattivo. Spero che sia buono, è un predatore. È un predatore. Difficile, sono gusti che forse noi non siamo abituati a questi gusti qua, che sono gusti un po' di una volta. Adesso si cominciano anche a inserirli nella ristorazione perché c'è una forte ricerca dalla parte della clientela dei gusti di una volta, dei prodotti di una volta. Qua garantiamo materia prima straordinaria, pescata. Cioè la peschi davanti alla tavernetta praticamente. Davanti a casa mia, non io. Avete la fortuna, lo dico così, insomma, di abitare in questo borgo, diciamo, alle porte di San Donà di Piave, che è sito proprio, no, dove c'era la città romana. Non è rimasto più nulla ovviamente, ma... Probabilmente sotto casa avete qualche resto, no? Dicono che sotto il mio ristorante sia nata Venezia. Dicono le storie. No, ce lo può confermare Paola, in effetti è così. Poi casomai ne parliamo con maggior attenzione. La Paola è più esperta di me. Tu sei più esperto di queste cose qua, i due luci muti in questo caso. Allora facciamo una piccola pausa, la Zanzega torna fra poco con tantissime cose interessanti. Eccoci in onda con la Zanzega in questo sabato, salutiamo anche chi ci sta guardando la domenica pomeriggio divanizzato magari con copertina, anche se il clima è un po' migliorato in questi ultimi 2 giorni. Bene, allora parliamo anche di salvaguardia, di tutela, di quello che il fiume poi porta con sé in tempi moderni. Allora, c'è adesso io dico forse una sciocchezza, ma Marco tu mi correggerai, il contratto di fiume. Cos'è il contratto di fiume? Il contratto di fiume è sostanzialmente un patto volontario tra i vari soggetti che a vario titolo hanno a che vedere col fiume, quindi parliamo sia di enti pubblici che hanno delle specifiche funzioni, ma fino a tutti i portatori di interesse come il singolo cittadino o il mondo dell'associazionismo sia ambientale che comunque anche
anche le stesse associazioni che sono sedute a questo tavolo. Patto volontario proprio perché non è previsto dalla legge, ma sostanzialmente ha lo scopo di mettere intorno a un tavolo tutti questi soggetti, farli dialogare, gestire i conflitti, perché noi stiamo parlando di un fiume che ha delle grandi risorse, l'abbiamo detto prima, collega un sito UNESCO come le Dolomiti e un sito UNESCO come Venezia, costituisce un importante corridoio ecologico, ma ha anche in sé diversi interessi che molto spesso entrano in conflitto tra di loro. E lo scenario di questi portatori di interessi nel passare degli anni è diverso, perché nel primo dopoguerra bisognava rifar partire il paese, e quindi la produzione idroelettrica, l'industrializzazione, e negli ultimi tempi c'è anche una sensibilizzazione ambientale o comunque una necessità di servizi per la fruizione e per il turismo che hanno spostato questi interessi. Quindi sostanzialmente si tratta di mettere questi soggetti intorno a un tavolo per prima di tutto arrivare a una visione comune del fiume. Non significa che mettere tutti d'accordo, è impossibile, però riuscire ad avere una linea generale e arrivare a un primo step che è il manifesto del fiume, e quindi riuscire a firmare tutti assieme questa carta per il Piave, per questo che si chiama contratto. Il secondo step è quello di arrivare a un vero e proprio piano di azione, cioè si decide quali azioni fare sul fiume, ma in modo coordinato e perlomeno condiviso, la famosa concertazione, che è una sfida. I temi sono quelli a 360 gradi sul fiume, andando a toccare anche i più scottanti, che sono, dopo lo vedremo meglio, anche proprio quello magari più attuale, che è quello del trasporto del materiale, la gestione del fiume, la manutenzione del fiume, e il fatto che questo materiale poi arriva nella parte bassa del fiume fino alle spiagge. Quindi la visione, è importante che ci sia questa visione unica del fiume. Stiamo parlando di 220 km di fiume con un bacino imbrifero che tiene parecchi paesi, comuni, 107 comuni, il bacino imbrifero del Piave, e quindi sostanzialmente non ci si può fermare al limite amministrativo di un comune o di una provincia, ma in qualche misura bisogna far dialogare tutti e cercare di risolvere infatti concerti, la tua attività anche proprio con Mirko, sì, che rappresenta questo consorzio imbrifero, no? Della parte bassa del fiume, sbaglio? No. Sì, no, è proprio così. La cosa importante è il fatto che, quello che dicevo prima, è un patto volontario deliberativo, nel senso che chi si siede al tavolo non è che si siede al tavolo per trovarsi, discutere dei problemi e poi tornare a casa sua e fare quello che si vuole. Chi si siede si impegna a tornare nelle proprie sedi a deliberare quello che si è deciso a quel tavolo, quindi è una cosa concreta. Mirko, vedevamo queste immagini di quello che poi il fiume porta con sé, no? Recentemente tantissima pioggia e credo che abbia creato anche dei disagi. Certo, fino a quando pochi anni fa gli amici di Codisago e Perarolo si occupavano di controllare anche il Piave facendo gli zattieri, quindi dando una sorta di linea a quello che doveva essere il legname che poi arrivava alla Serenissima, la mancanza anche degli amici zattieri ha fatto sì che il legno prenda altri lidi, e in questo caso è il lido di Jesolo, e quindi potremo vedere le immagini che appaiono in televisione di cosa è successo nella mareggiata di gennaio 2014. Sono arrivate 1500-2000 tonnellate di legname. Eravamo ben grati e ben felici che questo potesse essere usato dalla Serenissima, invece ce lo troviamo spiaggiato sulle costole noi cittadini. Per dare due dati, nel 2009 a Jesolo sono arrivati 2.300 tonnellate di spiaggiato, con costi per i cittadini di circa 350.000 euro. Al 31 dicembre 2013 le tonnellate sono diventate 7.000. Quindi stiamo parlando di quasi il triplo di quantità, con costi che sono pari a oltre 1 milione di euro. 1 milione di euro che va spalmato a tutti i concittadini di Jesolo. E quindi i miei vicini di casa, nella bolletta TIA, Tarsu, non so come si chiami adesso, si trovano a pagare molte tasse, una serie di tasse per rifiuti che non sono stati prodotti dalla mia città. Ed ecco qui nasce tutta una discussione
su questo benedetto rifiuto, perché fino a poche ore fa il rifiuto era considerato un rifiuto speciale e quindi doveva essere dirottato in discarica con un costo che andava a circa 150 euro a tonnellata, per un meccanismo particolare, perché viene individuato con un codice europeo che lo classifica come rifiuto speciale, quindi è come lo spazzamento di casa. Dopo i fatti di gennaio di quest'anno, il Presidente Zaia, che già aveva attuato un piano straordinario, credo. Esatto, e per un evento straordinario ha dato la possibilità ai sindaci di poter intervenire e quindi per un fatto contendente, per fatti di emergenza, di poter far sì che questo rifiuto, questo spiaggiato, possa essere raccolto con ditte autorizzate e poi destinato a biomassa e quindi al recupero e prodotto energia. Però quello che noi cerchiamo e quello che cerco io è quello di sensibilizzare a tutti i comuni che stanno a monte affinché questi possano far capire ai propri concittadini che il non tener pulito le spiagge e non tener pulito le sponde accade ciò che è accaduto anche in questi giorni. Quindi se nel 2013 abbiamo avuto 7.000 tonnellate e in un mese siamo già a 2.000, io mi auguro che tutto questo non accada, ma siamo a numeri che la città non può più reggere, perché sono costi che vanno con i nostri concittadini. Ed è per questo che in aiuto con l'amico Alberto, che è qui a fianco, abbiamo scritto un progetto che ha come titolo Il Piave che vorrei. Alberto, al volo, e poi ti interromperò ma riparleremo. Spiegami un attimo al volo, introducimi questo progetto. Sì, il progetto ha come obiettivo un po' anche quello che diceva il dottor Abordi, cioè coinvolgere tutte le comunità che vivono attorno al fiume Piave, per fare in modo che ognuno si renda conto di quello che succede. Le tonnellate di rifiuti che arrivano a Jesolo non nascono miracolosamente a Cortellazzo, ma arrivano ovviamente dal corso del Piave. È essenziale mantenere pulite le rive del Piave, senza arrivare a scempi ambientali come è stato fatto in un recente passato, cioè tagliando tutto, però bisogna arrivare a un taglio selettivo. Se tu chiedi a un ingegnere idraulico cosa bisogna fare, ti dice bisogna tagliare tutto, perché il Piave per lui è un tubo, no? È un tubo che a Ponte di Piave è largo diverse centinaia di metri, a San Donà è 150 metri, quindi è un tubo che quando è pieno arriva a San Donà e scoppia, quindi l'acqua viene fuori come è successo nel 66. Loro dicono tagli tutti gli alberi in modo che il tubo sia scorrevole. Ovviamente questo non si può e non lo vogliamo fare. Il problema è ambientale, il problema è idraulico, il problema è finanziario, però tutti devono essere coinvolti. Pensa che la Golena è qui da noi essenzialmente privata, quindi sono i privati che devono tener pulito. Un tempo le acace, no, la gazzia, veniva usata per fare i pali delle viti, oggi non si usa più, nessuno la taglia più, la pianta è infestante, riempie le rive, molto spesso poi finisce in acqua e poi finisce a Jesolo. Questo è un tema su cui torneremo in questa trasmissione, perché il fatto che manchi l'agricoltura anche porta ovviamente a una mancanza di pulizia e di tante cose che un tempo c'erano e non ci sono più. Grazie Alberto, poi rientreremo con appunto questo progetto e cercheremo di capire cosa è in atto per rendere anche questo fiume fruibile dal punto di vista turistico, direte qualcosa. Ivo, tu hai pensato qualcosa in questi giorni? Sì, ho pensato, canzoni italiano che parlano di fiumi ce ne sono, ma non specifiche. C'è un pezzo del Boss di Bruce Springsteen che si intitola The River, il fiume, meglio di quella. Quindi... Allora diamo voce e musica a Ivo e Mirko Gallo, alla Zanzega. Down
Mirko e Ivo Gallo alla Zanzega, piccolo break, torniamo fra pochissimo. Ben rientrati in questa nostra odierna notturna fluitazione, perché come il Piave dentro di sé e con sé porta tantissime cose e ha portato tantissime cose, tantissime genti, ha portato anche la zona rivierasca, ha prodotto anche dei vini, sbaglio Domenico? Sì, beh, il Piave è diciamo, una zona privilegiata e particolarmente vocata alla viticoltura. Ha una grande tradizione di Piave, c'è una DOC Piave che esiste da moltissimi anni. In questa zona del Piave molto lunga, che parte a ritroso dalla foce e arriva fino alla zona premontana praticamente, ci sono tanti vitigni, alcuni dei quali sono vitigni autoctoni, altri sono vitigni importati. Nella zona più collinare, voglio dire Valdobbiadene, Conegliano, zone limitrofe, il vitigno autoctono per eccellenza è il Prosecco che originariamente era poi un uvaggio. Mai tanto famoso come in questo periodo storico. Mai tanto famoso come in questo periodo, è diventato un cult mondiale di fatto. Mentre invece nella zona del medio-basso Piave il vitigno autoctono per eccellenza, che sta via più ogni anno assumendo maggiore importanza, è sicuramente il Raboso. Il Raboso ha una storia affascinante perché affonda le sue radici in tempi molto lontani, ma si è sviluppato in modo particolare nell'epoca della Repubblica Veneta, essendo il Raboso uno dei vini che la Repubblica usava anche come alimento da portare sulle navi. Quindi forse aveva una durata superiore. Proprio per la sua capacità di durare a lungo, per la sua capacità anche di conservare a lungo e la sua ricchezza in acidi e in vitamina C, fra l'altro garantiva ai veneziani, ai marinai veneziani, di non ammalarsi, contrariamente ad altre potenze marinare che avevano la malattia dello scorbuto. Il segreto era Raboso, perché conteneva tanta vitamina C. Mi piace questo segreto. È la verità, cioè, vuol dire, poi Tasma molto più tardi scoprì che la vitamina C, cioè l'acido ascorbico, aveva questo effetto antiscorbuto. I veneziani l'avevano capito senza volere, perché portavano il Raboso sul campo. E il Raboso poi nella sua storia ha avuto tante facce, o anche oggi ha tante facce. Il Raboso si può vinificare in bianco, il Raboso per un certo periodo, un lungo periodo, io lo chiamo il medioevo del Raboso, è stato un vino da taglio, veniva definito un vino da taglio o da mezzo taglio, e lì allora si doveva fare un vino particolarmente rosso e si faceva quello che si diceva il salasso, si prendeva una parte del vino, del mosto appena pigiato, e si separava subito e veniva fuori un vino chiaretto, quello che adesso ancora oggi si fa, il rosatello in pratica, il rabosello, qualcuno lo chiama in modi diversi, e il resto del vino, restando a macerare con tante bucce, veniva fuori un vino molto sostanzioso, molto corposo, e che quindi veniva usato da taglio. Poi casomai ce la racconterai se c'è qualche leggenda. Andiamo più. Bene, allora le zattere portavano anche del vino, o sbaglio ragazzi? Tra le varie cose, no? Beh, non c'è scritto da nessuna parte, però, perché non c'era produzione da noi di vino, logicamente. Forse rientravano a casa portandosi il vino. La storia dice questo, perché gli zattieri di Limana Trichiana, quando arrivavano a Falzè di Piave, a Nervesa, dovevano ritornare a piedi, e da che parte tornavano? O da San Boldo o da Praderadego, dove c'era la via romana. Dove c'era la via romana, e poi là c'erano un sacco di osterie. Tantissime volte le donne dovevano andare dopo giorni a cercare il marito perché lo trovavano ubriaco. Dopo tanta fatica, Andrea, sì, comunque bisogna essere delle persone molto forti, nerborute. Assolutamente, dopo magari vi spiegheremo perché il trasporto verso Venezia
non avveniva solo dagli zattieri di Codissago, in realtà era una staffetta. Ogni fraglia, perché gli zattieri erano divisi in fraglie, erano 5 fraglie, trasportava la zattera per un tratto di fiume e la consegnava il giorno seguente agli zattieri della fraglia successiva. La cosa bella, interessante... Adesso che cambiano... Esatto, cambiava una staffetta sostanzialmente. Qui vediamo alcune immagini di una zattera... Perché poi voi ci spiegherete, la rifate, rievocate. No? Rievochiamo, è una delle attività della nostra associazione ovviamente. Vi dicevo, la cosa interessante, un po' simpatica, è che ogni zattera che partiva da Perarolo aveva una carta a bordo, che era il documento ufficiale di trasporto, nel quale veniva annotato il carico, le tariffe pagate, perché ogni cosa che saliva a bordo aveva un costo, la persona pagava il biglietto, il vino appunto, se trasportavano vino comunque aveva un costo, e la cosa bella è che questa bolla, questa carta, veniva arrivati al porto di destinazione di quel tratto, consegnata in osteria, lasciata in osteria, anche lì, il primo porto era il porto di Codissago, quindi consegnata la bolla all'osteria di Codissago, dove il giorno seguente veniva ritirata dagli zattieri di Ponte nelle Alpi. Quindi e ripartivano con la bolla e il carico effettivo di quella zattera verso Venezia. Quindi anche qui l'osteria era il centro di scambio della staffetta, sempre legato al discorso del vino. Posso approfittare per unire il tema del legname e del vino? Ne approfitto appunto visto che è prossimo, il 14 di marzo alla sede del Gala Alta Marca, faremo un tavolo di discussione per cercare di costruire un progetto di filiera per utilizzare il legname autoctono dei boschi della Pedemontana, per la creazione di barrique, per l'invecchiamento del raboso. Quindi pensare proprio a chiudere la filiera corta e il legname sarà poco, però non andare in Slavonia o andare tanto lontano per prendere il legno per costruire queste botti, ma fare proprio una filiera locale. E si faceva una volta. Allora, io lancio ufficialmente questo progetto, che poi è diventato anche un progetto turistico, non solo che un format televisivo, che a breve vedrete su questa emittente. Lanciamo il trailer di Perdi Piave. Due amici si perdono camminando controcorrente lungo il corso del fiume Piave, incontrando luoghi incantevoli e persone straordinarie, dalla foce alla sorgente, dal parto al concepimento, quindi dalla laguna più bella del mondo, la laguna di Venezia, alle montagne più belle del mondo, le Dolomiti. La grande impresa, la scalata del campanile di San Giorgio. Andiamo ragazzi. Andrea Zanzotto diceva che il paesaggio è un donativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la natura dona gratuitamente la propria bellezza a noi. Tutta la natura, tutto il paesaggio e dunque tutta la poesia che sta dentro questo paesaggio si dona a noi e in cambio non vuole nulla. E quindi noi abbiamo un grande dovere morale di rispettare, di salvaguardare quello che ci è dato per la nostra felicità. Lo scoop del millennio solo per Perdi Piave. Ernest Hemingway, perfettamente conservato nell'abbazia di Sant'Abono di Vidor. È un miracolo. È un miracolo, che scrive il suo ultimo romanzo che Phil Fresh pubblicherà. Renato, grazie. Grazie Ernest. Renato Ernest Hemingway. Papa Renato. Papa Renato.
sono proprio dentro la trincea della Prima Guerra Mondiale e questo era il fronte italiano che ovviamente controllava e sparava verso il fronte austro-ungarico. La memoria come dire, funziona veramente ed è efficace per gli individui, per le collettività e per le civiltà soltanto se tiene insieme l'impronta del passato con il progetto del futuro. Questa cosa funziona soltanto se noi saremo capaci di essere senza mai smettere di diventare, se saremo capaci di diventare senza mai smettere di essere. Questo è il monte da cui nasce il Piave. Il Piave è un fiume di pace, è un fiume che unisce, ha sempre unito e continuerà a farlo. I viaggi sono fatti per unire le persone, per cucire, fondere relazioni, cogliere l'impronta del passato e gettare ponti per il futuro. Eccoci ancora in studio, Ivo, la prossima volta bisogna che vieni anche tu. Sì, infatti, ma mi stavo proprio appassionando guardando le immagini, te e Francesco in acqua. D'estate tu sei abbastanza impegnato, dicono. Sì. Allora Andrea, cos'è che combinerai fra poco su questo fuocherello che abbiamo acceso? Allora, prepareremo una semplice ricetta come una volta, come ho detto già prima, con dei prodotti di una volta. Il luccio lo faremo una carne molto bianca, faremo delle scaloppine di luccio con il radicchio di Treviso. Andrea Vecchiato. Allora facciamo una piccola pausa, la Zanzega torna fra pochissimo. La Zanzega, stai preparando una canzoncina? Sì. Sempre tema fiume. Lo Zanda non chiedo perché... No, dopo vedrai. Allora, ascolterai. Ascolterò i fratelli Gallo, un applauso ai fratelli Gallo, da casa, applauditeli. Grazie, io lo faccio a me stesso. Ok, allora Alberto, intanto prima che tu dica questa tua pillola, perché Alberto ne sa pacchi di fiumi, i fiumi anche li utilizza, nel senso che noi abbiamo messo sul tuo sottopancia avvocato Iron Man perché fai delle cose assurde, comunque con tanta passione. Vediamo un attimo cosa hai combinato a Perdipiave. Will make your dreams come true. I didn't know much about this weird thing, but one night we became family. I didn't play his game till I had some dough. When it's dark and midnight rolls around, you're headed for the nearest bar. Lo viviamo il fiume! Viviamo sto fiume! Alle sue spalle, guarda che roba, i tuffatori, i caimani del Piave. Alberto, vai a prendere le ciabatte. Sicuri ragazzi, non è pericoloso? No, mi raccomando, eh. Vai caimani! Sono completamente pazzi, questi qua sono pazzi da legare. Ragazzi, dopo 2 giorni di temperatura a 60 gradi sta arrivando il diluvio universale e i ragazzi si sono stufati, la corrente si è alzata, il vento è folle, dobbiamo farcela, avanti verso Zensone e Romanzione.
Eccoci rientrati, eri proprio tu Alberto. È una tua passione sportiva. Sì, abbiamo un gruppo sportivo proprio a Fossalta di Piave, dove vi siete fermati voi. È un gruppo che siamo appassionati di triathlon, è uno sport abbastanza pesante, si fa un tratto a nuoto, poi senza fermarsi un tratto in bici da corsa e poi un tratto di corsa a piedi. Ci chiamiamo i Caimani del Piave per ricordare proprio i soldati italiani che durante la prima guerra mondiale proprio in quei punti attraversavano il Piave a nuoto di notte per andare a sabotare le mitragliatrici austriache dall'altro lato del Piave. Il punto in cui ci siamo tuffati all'altezza del ponte di Barche è dove è stato ferito Hemingway durante la prima guerra mondiale. Lui prestava servizio lì a Fossalta e lì è stato proprio il punto in cui è stato colto da una pallottola austriaca, poi è stato ricoverato e ha scritto di là del fiume tra gli alberi, insomma proprio parla molto spesso di Caorle, Fossalta, dicono anche, poi insomma è stato... qualcuno rivendica ogni tanto un luogo hemingwayano, dicono che comprava le munizioni in piazza San Donà, poi chissà in realtà se questo è vero. Comunque fatto sta che si era innamorato delle nostre terre tanto da definirsi un ragazzo del Basso Piave, quindi come noi, in questo caso come me e te. Va bene, allora Paola, i romani cosa bevevano, scusami? Oddio, bevevano tanti vini, ma per quanto riguarda le nostre zone avevano una predilezione per il Pucinum, che era l'antenato del nostro Prosecco e che era il vino di Aquileia. Da Aquileia quindi arrivavano a Roma non solo le pietre preziose lavorate, le gemme, i tessuti di cui le matrone romane andavano a fare shopping ad Aquileia. Paola parla del coso, io vi farei assaggiare il raboso. Ed era il Prosecco, il Pucinum, era il vino preferito della moglie di Augusto, dell'imperatrice Livia, nonostante il tradizionale divieto che c'era per le donne romane di bere il vino, pare che Livia lo apprezzasse particolarmente. Bene, allora noi beviamo un gotto di Raboso, che è il vino, Raboso Piave, il vino insomma principale, come ci diceva prima il nostro buon Domenico, di tutti i vini che vengono prodotti. Ecco una curiosità, sì? I vitigni di questo Pucinum nella zona aquileiense e poi anche quando c'erano ovviamente le trasgressioni marine oppure si verificavano ristagni d'acqua, erano viti anche basse, che venivano poi tolte dall'impianto insomma, e poi ripiantate quando la stagione lo permetteva. Bene, gli zattieri quindi fluitavano regolarmente lungo il fiume per portare tutto questo materiale che serviva poi a edificare la città più bella del mondo in quel caso. Ecco, voi appunto rivivete questa esperienza, lo fate proprio per dimostrare, no, alla gente cosa c'era dietro a questa grande fatica. Assolutamente, vogliamo che questa tradizione secolare che contraddistingue i nostri antenati di Codissago ma di tanti altri posti della provincia di Belluno, anche della provincia di Treviso, quindi un po' tutto lungo il Piave, non vada persa. C'era un legame inscindibile con Venezia. Solo per darvi un'idea, quando veniva assemblata la zattera dagli zattieri di Codissago, era formata da 5 pezzi chiamati in Veneto copole, ognuno di quei pezzi era lungo 12 piedi veneti, che equivalevano a circa 4,20 metri, quindi pensando al mio piede veneto, piedi abbastanza grandi, quindi anche l'unità di misura era un'unità di misura della Serenissima. E per darvi idea anche della fatica immane di questo lavoro, per assemblare una zattera che veniva fatta in poche ore durante la mattina, venivano praticati 250 fori a mano, con delle trivelle a mano, e poi legate 250 legature, fatte con giunchi di faggio ritorti, di nocciolo, scusate, ritorti, e quindi andava a comporre quella che era una zattera che era interamente fatta in legno, non c'era un chiodo che tenesse assieme le parti della zattera. E tutto, in modo da poi essere facilmente smontata, esatto, arrivata a Venezia veniva riutilizzata al 100%, anche le legature venivano tagliate e poi portate nelle fornaci, quindi bruciate. Nulla veniva lasciato al caso. E non c'era un chiodo che tenesse assieme le parti della zattera, era 100% legno, insomma, ecologica. Monia, voi anche in questi musei fate anche delle attività, credo, no? Anche per divulgare il verbo. Assolutamente sì, mi collego all'ultima che abbiamo fatto proprio Tanto al museo. Bevo, scusate. Brindisi a voi che siete stati così gentili ad essere intervenuti alla mia trasmissione. Non ce l'ha. La Paola non ce l'ha. Ne mancano due. Ne mancano due. No, non preoccuparti, anche noi non ce l'abbiamo. Io ho messo i bicchieri che c'erano. Dobbiamo dire a Fabio Rigoletto che i bicchieri stanno finendo. Okay. Ti stavo e dicendo... che i musicisti hanno sete.
Proprio l'ultima iniziativa fatta in collaborazione con la famiglia del Satere Menadas della Piave è stata quella collegata ai piatti tipici. Una signora... Stiamo vedendo anche l'interno del museo mentre tu parli. Ha pubblicato a riedito il suo libro, già uscito nel 92 in occasione del 50° del Vajont, quindi l'anno scorso, legato alle tradizioni gastronomiche degli zattieri, quindi tutti i piatti tipici. Abbiamo colto l'occasione assolutamente, felicemente, per ripresentare il libro collegato a una degustazione di questi piatti. Poi rievocazioni... Stiamo puntando molto sull'abbinamento con il territorio, quindi non solo museo, però guardiamo oltre. Usciamo dal museo e andiamo a scoprire il territorio. Nello Zoldano verranno strutturati dei percorsi dal Museo del Chiodo alle fornaci, quindi stiamo studiando. State lavorando? Stiamo lavorando. Bene, allora Ivo, tu hai lavorato questa notte per farci ascoltare qualcosa. Proprio questa notte, esatto. I fratelli Gallo alla Zanzega. The rivers of Babylon, when he sat down, and then we were, when we remembered Zion, by the rivers of Babylon, when we sat down, and then we were, when we remembered Zion. Carry us wanna get it deep. We cried out a lost song. Why can't we sing a love song in a strange land? Carry us away captivity. We cry for lost song. How can we sing our love song in a strange land? By the rivers of Babylon, when we sat down, and there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, when we sat down, and there we wept, when we remembered Zion. I fratelli Gallo, complimenti, bellissimo questo pezzo. Grazie Lele. Lo fai a Jesolo questo brano? Non ancora, non l'ho ancora fatto, però tutte le nuove canzoni che abbiamo proposto alla Zanzega le riproporremo quest'estate. Sai che dobbiamo fare una zanzega nel tuo locale? Esatto, la faremo. A manetta. Bene, facciamo un piccolo break e fra poco ritorniamo con Andrea Vecchiato e la sua cucina. La Zanzega, credo che avremo bisogno almeno di 7 puntate per enucleare tutto quello che dovremo su questo fiume così importante, fatto di tantissime cose. A proposito, al volo abbiamo intercettato questa sera, probabilmente è un po' influenzato, credo, Giuliano Vantaggi, mi senti? Sì. Giuliano, buon sabato e ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di un tema che ti è molto caro, nella fattispecie parliamo di Piave, di fiume, del fiume Piave. Ecco, tu che sei un operatore, diciamo, di marketing, non solo per la Dolomitic Expo, ma anche per l'UNESCO, e quindi sei un consulente fondamentale per quanto riguarda il turismo e la cultura del Piave. Ecco, in 2 parole, cosa ci vuoi dire? Cosa è importante palesare, Giuliano? Ma sicuramente è da notare che questo fiume è un fiume di contenuti, quindi man mano che scorre questo fiume diventa importante e acquista contenuti man mano che scorre. È molto importante pensare al fatto che questo fiume fino a 1000 anni fa era il fiume che serviva a Venezia. Venezia era il centro economico del mondo, quindi attraverso il fiume Venezia aveva
tutto il manifatturiero a sua disposizione, tutte le maestranze migliori a sua disposizione attraverso il fiume. E questo ha creato un fiume di cultura e un fiume di contenuti. E quindi noi infatti abbiamo ospiti in studio anche degli zattieri, i Castaldi di questa associazione, parlavamo proprio di questa antica attività, di queste comunità che davano anche aiuto al fiume a preservarsi e a salvaguardarsi. Quindi Giuliano, il fiume porta dentro di sé il Tiziano, il Cima da Conegliano, gli zattieri, il vino, il formaggio, la natura, la flora, la fauna e tante cose, e poi ovviamente la storia legata a doppio filo con quella grande tragedia per cui è diventato un fiume sacro, credo l'unico fiume sacro al mondo, non per motivi religiosi. Esatto, il Piave è proprio l'unico fiume al mondo sacro alla patria, non per motivi religiosi. Due fiumi identificano, uno una civiltà, il Nilo, e l'altro una religione, l'induismo, il Gange. Mentre il Piave è proprio sacro alla patria perché il motivo bellico l'ha reso un fiume importantissimo. Bene, io ti ringrazio di questa pillola, tanto ci ritroveremo alla prossima puntata perché sarai ospite, non parleremo di fiume ma di immigrazione e immigrazione, quindi sarai qui con noi. Arrivederci alla prossima puntata. Buon sabato sera, non fare troppo tardi. Ciao Giuliano, grazie. Ciao a tutti. Allora ragazzi, voi in tutto il lavoro che fate ci sono dei progetti anche, no, per l'accoglienza, per il turismo, avete anche degli obiettivi, credo, Marco? Sì, sarò telegrafico. Come BIM Basso Piave siamo coinvolti in diversi progetti, alcuni tecnici, alcuni invece rivolti alla promozione turistica del territorio. Mi fermo solo su questi e cito il progetto Piave Live, che è un progetto che stiamo facendo con la provincia di Treviso e la provincia di Belluno per la promozione del territorio del Piave e dell'Ivenza, con eventi destinati soprattutto al web e quindi delle app per sistemi Android e Apple, e anche poi degli eventi destinati a dei blogger lungo il fiume. Un progetto salute dove gratuitamente con un preparatore atletico, un personal trainer, portiamo la gente a camminare sul fiume e testiamo poi il benessere che questo può portare alle persone che partecipano. Siamo al tavolo della conferenza dei sindaci su un progetto verso l'Expo della litoranea veneta e quindi in vista anche del 2015 un'offerta di pacchetti turistici su questo, e poi c'è un'idea che stiamo sviluppando di creare una bilancia didattica, cioè come gli agriturismi didattici, pensare queste bilance e sistemi di pesca sul fiume, trasformarla, renderla pubblica e accessibile alle scolaresche e quindi andare a ristrutturare una di queste bilance. Mirko? Beh, uno degli obiettivi che mi sono prefissato quando ho cominciato a bazzicare il BIM è stato quello di sensibilizzare il Ministero dell'Ambiente affinché possa intervenire con un cambio di codice e perché questi rifiuti non siano più rifiuti assimilati agli urbani, ma siano rifiuti da poter essere recuperati. Non è possibile che i nostri vecchi una volta potessero andare a raccogliere la legna e bruciarla a casa e oggi invece sia un reato addirittura penale. Bene, molto chiaro, preciso, conciso, ti ringrazio Mirko. E Alberto, è il tuo turno. Sì, io volevo presentare come appassionato anche di ambiente questo progetto che col BIM stiamo seguendo, è il progetto Il Piave che vorrei, allo scopo appunto oltre che sensibilizzazione per le persone che vivono attorno al Piave, anche un intervento di tipo normativo. Vorremmo per esempio convincere i sindaci a fare in modo che ci siano delle ordinanze ad hoc per obbligare i proprietari delle golene del Piave che si disinteressano delle loro proprietà a tenerle pulite. Vogliamo che sia possibile viverlo il Piave, quindi che come sia tu hai possibile, fatto peraltro. come io ho fatto, cioè, sì, siamo ambientalisti ma anche ambientalisti sul campo, insomma, cioè, ci piace vivere immersi in questo ambiente. Il Piave ha un percorso pedonale, è possibile girarci in bici, a piedi, tra l'altro la presenza allontana comunque delle figure poco chiare, coloro che scaricano rifiuti, se c'è movimento comunque si allontanano le persone con cattive intenzioni. È opportuno viverlo il Piave, occuparsi del Piave, è un problema, caratterizza la nostra civiltà, la nostra realtà e quindi tutti dobbiamo preoccuparci del Piave e viverlo. Assolutamente. Paola, al volo, proprio a San Donà di Piave, no, che è forse la città più grossa che si affaccia sul fiume insieme a Belluno come dimensioni, come popolazione, c'è questo borgo, che dicevamo dove tu vivi, dove Andrea tra l'altro lavora,
che però è fondamentale per la storia della... Sì, sicuramente è stato una delle realtà fondamentali insieme ad Equilio, per carità, non era certamente quella di Civitas Nova Eracleana, questo è il nome di un insediamento in realtà non così antico, perché risale all'epoca dell'imperatore Eraclio, quindi siamo già dopo, insomma, intorno al VI secolo d.C. Ma quello che è interessante è che questo centro, dove appunto, che sorge tra l'altro sul confine tra il comune di Sant'Anna di Piave e quello di Eraclea, sono state trovate, sono stati fatti diverse campagne di scavi anche in tempi relativamente recenti, comunque sono state trovate proprio nelle, nelle zone, nelle pertinenze dell'azienda Moizzi, che si trova proprio dove ha sede il locale appunto di Andrea. Sono stati trovati insomma vari reperti archeologici, adesso non mi soffermo perché qui si potrebbe andare avanti all'infinito. Dico solo che questo centro, l'interesse di questo centro era che molto probabilmente era semplicemente sorse nel perimetro, nella circostanzialità di altri centri minori che probabilmente non erano altro che degli scali minori del grande porto di Aquileia. Noi dobbiamo immaginare che il porto di Aquileia avesse una specializzazione anche vista l'entità insomma, dei materiali che circolavano, e che questi scali minori corressero lungo il cordone del perimetro, insomma, quello che adesso è la laguna, e arrivassero fino a Ravenna. Eraclea era semplicemente non diverso da altri siti come appunto anche Ravenna, come Aquileia stessa, e come queste circondato da paludi salmastre, da specchi lagunari, dove fondamentalmente si praticava un'economia basata sulla pesca e sul sale. I bizantini avevano un secondo, non inferiore interesse per questo territorio, perché era un territorio che serviva a controllare politicamente e militarmente questo cuneo bizantino nella terra dei Longobardi. Staffolo, che è a poco distanza da lì, è un toponimo longobardo che non significa altro che Staffuel, che non significa altro che palizzata. E proprio quindi, in questo luogo, Paola, c'è un casale si trova del 1500 dove tu hai creato il tuo lavoro. Sì, il mio ristorante, dicono sia del 1500, è un locale storico riconosciuto dalla Regione Veneto, sito in questo piccolo paesino di 280 anime diviso da due comuni, San Donà e Eraclea. Proprio nel cuore della città nova. Civitas Nova Eracleana. Civitas Nova, dove tu appunto nella lavori. Parte di San Donà c'è la chiesa e il famoso Casoin. Dalla parte di là c'è il mio locale e tutto il resto è l'azienda Moizzi e tutto il resto del paese. Bene, cosa stai facendo? Allora, è arrivato il momento giusto, abbiamo deliscato bene il luccio che avevamo preso questa mattina, come vedete la carne è molto bianca, lo abbiamo diviso la polpa dalla pelle, vedete? Sfilettato, vedete la pelle è qua, la polpa l'abbiamo lasciata fuori, ok? Abbiamo messo sul fuoco una padella, mettiamo dell'olio purtroppo di oliva. Purtroppo? Noi non abbiamo olio, abbiamo l'olificio del Piave, ma non lo abbiamo. Mettiamo... Sì, perché non è un prodotto nostro. Non è un prodotto locale. Mettiamo la polpa del luccio sfilettata, tagliata a pezzettini. Ci aggiungiamo dell'aglio intero, un po' di sale e un po' di pepe. Eccolo là. Ecco, come dicevo prima stiamo usando una carne cosiddetta antica che non si usa in commercio, ma usiamo delle nuove tecniche di cottura e di preparazione. Come vedete la carne si cucina poco, aggiungiamo del radicchio di Treviso precedentemente tagliato, vedete, lasciamo rosolare. Ci mettiamo un po' di barba di finocchio. Barba di finocchio. Che la barba non c'entra niente col famoso zio. Mi è venuta spontanea questa ennesima minchiata in queste 15 secondi. La prossima volta se avrai la barba anche tu, caro Lele, noi capiremo. Un po' allora. E cosa vogliamo dire dei capelli del gallo, oltre che della barba? Ma la barba va tanto di moda quest'anno. Cosa dici? Lasciamo andare un po'? Sì, lasciamo andare un po', adesso a fine cottura, poi io vi preparo il piatto e... Ok, allora Ivo, rientriamo con una tua canzone. Ok, allora mandiamo la pubblicità e poi partiamo con un nuovo pezzo.
West Virginia, the mountain channel of the river. Life is old, hours down the trees, young and out of mountains, going like a breeze. Country road, take me home to that place I belong, West Virginia. Oh, my mama, take me home, country road. Life is old, old without the trees, young and out of mountains, going like the breeze. Country road, take me home to that place I belong, West Virginia. Oh, my mama, take me home, country road, take me home, country road, take me home, country road. I fratelli Gallo! Grazie Lele. Cosa volevi dire? Quando? Non lo so. Vuoi sempre mettermi alla prova? Esatto. No, mi aveva fatto sorridere una parte della ricetta del buon Andrea, però... Uno degli ingredienti. Uno degli ingredienti, sì, il luccio. Ok, che non so come sei messo con... Allora, quasi pronto proprio da impiattare? Allora, io però prima di fare questo chiederei anche al nostro buon enologo, in questo caso, altre due piccole chicche su questo vino di cui sopra. Sì, ti riferisci ovviamente al Raboso. Certo. Sì, Raboso, come dicevo prima, ha una lunga storia e tante facce. Ultimamente si è ripreso la parte più nobile del Raboso, voglio dire, la ricetta nel farlo che ha più storia, ma che anche ottiene i risultati migliori dal punto di vista dei sapori, dei profumi che si possono avere. Il Raboso praticamente, con Raboso si possono fare dei vini bianchi base spumante, si possono fare dei rosati frizzanti piacevoli, si possono fare, come dicevo prima, dei vini da taglio e si fanno anche degli ottimi vini da invecchiamento. Io ho avuto un insegnante alla scuola enologica, ne ho avuto tanti di bravi, cito solo il professor Tullio De Rosa, che non c'è più purtroppo, perché definì il Raboso come un vino, in un libro bello che negli anni 60, Andar per vini, illustrato dal pittore Varese, un libro proprio dalla collezione, definì il Raboso come un vino villano, dice da giovane è un vino villano, da vecchio diventa austero, generoso e nobile. Ecco, generoso e austero sono proprio una definizione molto calzante del vino, anche del vino che assaggiamo, del Raboso, della versione di Raboso che assaggiamo questa sera. Una piccola notazione prima di passare al coso. Ecco, il Raboso, contrariamente quando si parla di pesce, eccetera, si fa sempre riferimento ai bianchi. Non è sempre così, voglio dire, con qualche piatto di pesce si può accostare anche dei rossi. Ecco, il Raboso, per esempio, per la sua acidità, per la sua capacità di creare nelle papille gustatorie salivazione, eccetera, per la pulizia del sapore che ti dà, si può accostare anche a dei pesci oppure a dei prodotti similari, voglio dire, con l'uccio per esempio si può accostare, ci sta benissimo il Raboso, con l'anguilla ci sta magnificamente il rosso, per dire che anche queste sono riscoperte di accostamenti culinari nuovi che magari valgono la pena e sono fortemente legate al territorio. Un'ultima notazione, i veneziani nella storia di Venezia quando si portavano in barca bevevano il Raboso e mangiavano il pesce, voglio dire, non è una cosa di oggi,
era una cosa Si faceva che già. si faceva già. Allora, caro Giovanni, insomma, tu hai tanti anni che militi, diciamo così, in questa associazione. Sì. Hai fatto anche tu queste fluitazioni. Sì, diciamo, quella che mi piace di più ricordare è quella del 1992. La regata, la flutazione, la discesa fino a Venezia, da Perarolo a Venezia, che è durata 2 mesi e mezzo circa. Quella discesa fu proprio il coronamento per il 50° anno della firma dello Statuto degli Zattieri. Era quindi una sorta di anniversario. 500 anni dello Statuto degli Zattieri, era l'anniversario. Siamo arrivati a Venezia a settembre e in Canal Grande abbiamo ricevuto l'onore dell'alzata dei remi delle gondole. Quindi in segno di rispetto di questo antico mestiere. Mi piace anche ricordare e mi emoziono sempre perché in quell'occasione, durante la discesa, abbiamo perduto un amico che in un incidente a Fazzè di Piave, fra Vidoro e Fazzè di Piave, perse la vita. C'è una zattera proprio a Falzè che ricorda. Che ricorda proprio. Purtroppo è quello che succedeva in centinaia d'anni è successo anche in quell'occasione. E poi l'anno scorso, in occasione del 50° del Vajont, abbiamo ripercorso un altro tratto di Piave da Castellavazzo a Soverzene e anche là purtroppo la mia zattera è andata contro uno scoglio, siamo caduti in acqua in 2 o 3, per fortuna non è successo Quindi avete niente. sperimentato la difficoltà? Diciamo che è pane quotidiano di una volta. Era così, Andrea, no? Diciamo che non farlo tutti i giorni comporta questi rischi, perché ovviamente... È l'abitudine, A parte che il nostro, più dell'ora. Ecco, il fiume è diverso. Il nostro tratto di fiume è più difficile, perché poi scendendo verso la pianura il fiume diventa più lento, più tranquillo e la parte bellunese del fiume è ardita, insomma, e ci lasciamo alla vita purtroppo parecchi zattieri, insomma. Mentre nelle nostre zone era prediletta la via fluviale proprio perché più sicura, perché poteva essere navigata e percorsa rispetto a quella marittima in ogni stagione dell'anno. Perché si andava a remo anche proprio spingendo a remo, oppure dalle alzaie quando mancava vento, trainati ovviamente con le coppie di buoi. In laguna venivano trasportate l'ultimo tratto con delle barche a vela, proprio trainate le zattere, che non c'era più corrente, non c'era la forza del vento. Quando la marea saliva fino all'arsenale per essere smontate e riutilizzate. Insomma. La litoranea veneta che citavo prima collega Venezia a Palmanova tutto tramite vie interne, quindi consentiva il collegamento senza i problemi del mare aperto e quindi in sicurezza. Infatti il collegamento tra i canali aveva la linea della navigazione del Friuli che proprio Brian partiva e da lì andava verso le 2 linee erano queste, no? L'alta pianura del Piave e la linea del Friuli. Allora, prima di vedere proprio il piatto preparato dal nostro Andrea, lancerei il nostro percorso piazzaiolo di Ivo Gallo, il canto del gallo. Puoi dirci qualcosa, anticipare? Sì, questa volta ho chiesto un po' alla gente, appunto si parlava di Piave, ho testato un attimo la conoscenza sui fiumi del Veneto, cioè chi sapeva un po' meno, però guardiamo insieme. Il canto del gallo. Almeno 3 fiumi del Veneto. No, non intendo niente. 3? Beh, il Po. Il Po? L'Adige e il Tagliamento. Brava! A te non 3, ma almeno 5 fiumi del Veneto. Questa non la so. Dai, 3, basta 3. Tagliamento, Piave, Po. Allora, visto che non è veneta, una domanda più difficile. Almeno 3 fiumi del Veneto. Oddio. Insomma, adesso non mi viene. Adige, Sile, Piave. Ma è il Brenta che passa vicino a casa. Ok. E il Po che divide. E dopo anche il Piave. Perfetto. Sacro alla patria. Il Piave, l'Isonzo, il Po. Brava.
Di Johnson non me l'aveva detto ancora nessuno. Salve, grazie. Ah, beh, caro. Tanto che Sile. Il Sile. Abbiamo il battiglione che Il piave. Perfetto, dai, allora 5, altri due, dai, altri due. Io del Piave, cos'è che c'è il tagliamento? Tagliamento. Io sono credo che sia del Veneto, dall'est del Friuli. No. Fiumi del Piave, il Sile e il terzo Cagnano affluente, tagliamento. Il tagliamento, perfetto. Porca miseria, Sile, Piave e il Brenta. Sì. Giusto, brava, ciao. Dunque, Piave. Il Sile. E? L'altro, aspetta che ne... Come? Piave del Torrente, ok. del fiume. Torrente. Piave sì, che altro non mi viene in altro, non mi viene in mente. Quindi abbiamo detto Piave. Piave sì, che altro non mi viene in mente. Che ne Dai. Non mi viene in mente. Che ne i pescatori che dà sempre pescare. Meduna e io, no, le friulane Meduna. Il Piave, il Sile e... Sile, il Cagnano, e il terzo? No, non mi viene. Il Piave, senz'altro. Sacra la patria. Ok, grazie signora, saluti. Sile, Po, Piave. brava. Grazie. Ciao. Cosa vinco? Niente. Ciao. 3 fiumi del Veneto. 3 nomi di fiumi del Veneto. Non lo so. 3 fiumi del Veneto. Il Piave. Dopo? Il Po. e l'Adice. Bravo. C'è l'Adice del Veneto. Sì, l'Adice, sì, è perfetto. Non è neanche grande, ne vedi di fuori. Grande. Eccoci, il Canto del Gallo, pochi hanno citato Livenza, mi sbaglio, o quasi nessuno. Sì, qualcuno si è anche confuso con le regioni. Sì, un po' di Friuli, comunque siamo cugini. Piccolo break e poi il Lucio di Andrea. Eccoci qua, io chiamo Andrea. Andrea, vieni in Meco, hai il piatto, lo portiamo, cosa dici? Aspetta che prendo l'arnese. Vieni in Meco. Allora, intanto... Così una descrizione finale di questo piatto. Abbiamo delle scaloppine di luccio fatte in padella con dell'olio d'oliva e del radicchio di Treviso saltato insieme. Volevo fare notare le cotture della carne che sono leggere, non sono brustolite, e la cottura del radicchio, molto poco cotta. Se qualcuno viene da te queste cose le può mangiare o ci sono solo i momenti... Solo d'inverno. Solo d'inverno. Il luccio si pesca solo d'inverno. Aspetta che lo mostriamo a favore di camera. Quindi scaloppe di luccio. Con radicchio di Treviso. Questo è il piatto di Andrea Vecchiato, che se volete potete assaggiare questi piatti, come anche altre specialità prepari in osteria e in ristorante. Preparo generalmente, abbiamo l'osteria con dei piatti tipici veneti, più che veneti locali, cominciamo con questi piatti a base di luccio, delle polpettine, del radicchio fritto, il formaggio cotto, dei grandi cotechini o musetti come so, ciamali. Musetto, la famosa salsiccia, e anche qua facciamo dei piatti la salsiccia con il raboso. Quindi c'è proprio il gemellaggio, ci sta bene, sì. Mi volevo collegarmi un po' a quello che diceva il nostro enologo, che il raboso, oltre che da bello così, si può anche sposare in cucina usando delle cotture a base di raboso. Quindi con dei cibi abbastanza importanti, sì, dal punto di vista calorico? No, a livello poco preziosi ma tanto calorici. Calorici, quindi esatto, tanto sostanziosi. Adesso in vista della bella stagione cosa sta per arrivare in cucina? Erbette, noi siamo forti con le erbette perché come dicevi prima io ho il ristorante lungo un argine, quindi si cominciano a trovare asparagi selvatici, bruscandui. Il famoso risotto con i bruscandui. Esatto, con i bruscandui, stocchetti. Aspettiamo sempre che venga il sole. Sì, e che non passino le pecore. È vero, perché succede, no? Succede, passano le pecore e mangiano fuori tutto. Devastano tutto. Se lo mangiano. A quel punto prendine una e voglio dire. Ci facciamo un maglione. Esatto. Ma non serve, siamo contro l'estate, non serve il maglione. Bene, allora. Io vi interrompo un attimo perché non ho capito il nome, io mi distraggo sempre. Il nome del tuo ristorante? Ristorante Trattoria Osteria La Tavernetta, Città Nova. Perché di sopra c'è osteria se non sbaglio. Sopra abbiamo l'osteria e sopra il contrario. Sì. Quindi uno può sia andare in osteria che in ristorante, in base anche alle scelte che vuole fare, se vuole qualcosa di più nostrano, locale, va in osteria. Va in osteria, chi vuole mangiare del pesce fresco e gran parte crudo va in ristorante. Benissimo. Andrea Vecchiato, grazie mille. Buona serata.
Non scappare perché non è ancora finita la trasmissione, io rimango in piedi vicino a te perché volevo fare un giro per salutare i nostri ospiti. Allora, da chi partiamo? Partiamo dalle donne. Allora, Paola, grazie. Vuoi lasciarci con un saluto, una forma di una speranza perché la gente approfondisca, studi, impari e conosca queste terre bellissime? Allora, che non si è mai finito di imparare e che spero tanto che i nostri giovani vadano sempre più alla riscoperta delle loro radici, come avete fatto tu e il buon Francesco. Benissimo, Marco. Grazie a voi. Nel limite del possibile chiamiamolo la Piave e non il Piave. La Piave nostra. Esatto, poi con la canzone, la leggenda del Piave è diventato un nome maschile. Che è molto veneto come nome, È molto per i veneti. Allora Mirko, un saluto anche, grazie di essere intervenuto in questo sabato. Invito tutti a bere un buon raboso seduti in un tronco di fiume guardando il nostro mare. Augurio perfetto, magari anche in compagnia del proprio amato e della propria amata, perché no? Bene, grande Alberto, Iron Man, ma un avvocato carico di passione. E il messaggio è passionale: viviamo il Piave, non consideriamolo solo parte del paesaggio, ma facciamolo diventare nostro, a piedi, in bici, a nuoto per chi ha il coraggio di buttarsi, come avete fatto anche voi, però viviamo il Piave, torniamo ad impossessarci di questo fiume e delle sue rive. Benissimo, io ringrazio anche Domenico che ci ha portato un po', insomma, in pillole qualcosa su questo vino autoctono e degli altri vini, perché abbiamo citato anche altri tipi di vitigni che si sposano con la cucina veneta, ma non solo. Sì, io volevo salutare con una raccomandazione che non vuole essere contro la legge, voglio dire, no, ma raccomandazione: bevete, anche rivolta ai giovani, bevete, bevete con moderazione, bevete bene, bevete i vini di questo territorio che sono tanti e tutti buoni, perché ricordatevi che bere poco, con moderazione, ma bere bene, può anche giovare alla salute. Bene, volevi aggiungere Mirko, scusa? No, volevo dare un segnale di tranquillità, che la spiaggia sarà sicuramente pronta e pulita per tutti i turisti che quest'anno verranno a trovarci, quindi di non temere, perché i nostri mezzi Il milione è già stato speso e grazie al cambio del codice costerà meno, ma la spiaggia sarà fruibile a tutti. Benissimo, allora Giovanni, grazie del tuo intervento, anche per quelle parole un po' commosse che ci hai a ricordo. E per un'ultima, diciamo, convocazione presso il nostro museo. Lascio la parola all'amico Andrea. Io vi ringrazio tutti, vi invito a venirci a trovare al Museo di Codissago o anche nelle tante manifestazioni che organizziamo, che chiamiamo anche noi Viver la Piave. Quindi siamo arrivati già quasi alla 30ª edizione. Si chiamano appunto, rilacciandomi quello che dice Alberto, Viver la Piave, quindi seguiteci. Bene, Monia? Daniele, grazie. E io non posso che accodarmi a tutti i concetti che sono già stati espressi e mi collego a quello che ha detto Paola: guardiamo, osserviamo, viviamo. Allora, prima di chiudere con la musica, con il saluto finale, farai lanciare dalla regia quel filmato che ci mostra Michele Zanetti, che ci dice due cose sulla Piave Vecchia. Allora, il filmato corrisponde al numero 2. E vai ragazzi, regia, pronti come sempre a mostrarci un'altra piccola chicca per chiudere proprio con un messaggio legato alla natura e alla vivibilità e fruibilità di questo immenso patrimonio dell'umanità che è il fiume Piave. Ci troviamo in un luogo particolarmente importante del territorio basso plavense, dell'area del Basso Piave in generale. Ci troviamo a Caposile. Il toponimo significa estremità del Sile, caput silis, e deriva dal fatto che verso la fine del 1600 i veneziani completarono la diversione del fiume Piave
allontanando il Sile dal proprio alveo per innestarlo sull'alveo di Piave Vecchia proprio in questo punto. Noi qui siamo esattamente presso il ponte a bilanciere di Caposile in corrispondenza del crocevia fluviale in cui il taglio del Sile, realizzato dai veneziani alla fine del 1600, si immette nell'alveo di Piave Vecchia che da Musile di Piave sfociava al porto di Cavallino. Un ponte a bilanciere è quindi che si apriva in due per consentire il transito delle imbarcazioni fluviali da carico, i burci, noti appunto come navi di fiume, che erano dotati di albero e di vela al tempo e che non potevano passare sotto una struttura rigida. Ora, la località è importante perché da qui comincia quella che nella mentalità comune, nella cultura popolare, viene indicata come Piave Vecchia, cioè la bretella fluviale lunga 6 km che dal crocevia, cioè dall'innesto del taglio del Sile, si sviluppa fino alle porte di intestadura, cioè fino alla località di Musile da cui il Piave è stato deviato verso il nuovo corso e la nuova foce di Cortellazzo. La Grande Guerra, con il suo drammatico epilogo, con la sua fase più critica, ha lasciato tracce che ancora sono visibili sulle sponde del fiume. C'è una casa colonica giusto a metà del percorso tra Caposile e Musile che espone ancora appesi al muro i residuati bellici che gli agricoltori ritrovano ancora arando la terra nei campi che accompagnano il fiume. Si trovano ancora le spoglie dei soldati alle volte, perché la battaglia che si è combattuta sulla Piave Vecchia ha lasciato un numero di caduti che non è mai stato definito e i dispersi sono stati moltissimi. Ora, a parte questo, il fiume rappresenta una sorta di fiore all'occhiello del territorio sandonatese, cioè a dire una vena di verde e di natura che divide le campagne di Musile dalle campagne di San Donato. Cortine di salici e di pioppi, fasce di canneto che accompagnano le sponde, fioriture interessanti, specie floristiche come la calta palustre o il campanellino estivo, elementi faunistici appunto molto interessanti e che esprimono una sintesi delle acque dolci di questo territorio, uccelli, pesci, le stesse libellule, fanno della Piave Vecchia una sorta di perla incastonata in un territorio agrario, agrofluviale, che grazie a questo breve fiume conserva appunto la sua identità. Eccoci rientrati, la Zanzega, 15ª puntata si chiude qui, abbiamo parlato di Piave, di tantissime cose interessanti che sarebbe da approfondire. Io vi invito alla prossima puntata che parlerà di popoli questa volta, sarà molto interessante, e lascio la chiusura ai mitici Fratelli Gallo. Vai!